noi siamo un gruppo che 4 anni fa abbiamo dato il nome collettivo Milarepa, e poi dopo vi spiegherò perché Milarepa, che è costituito sostanzialmente da qui presenti Niccolò Poggesi, Gianluca Longhi, Serena Cattaneo, il sottoscritto che sono Andrea Scotti, ma ci sono altri 2 soggetti, anzi 3, Bion Giordano e Vincenzo Sturla e Elisabetta Astembo, che non mi ricordo mai il suo cognome. E le 2 signore che sono venute a partecipare sono entrate recentemente nel gruppo. Vi sembrerà strano, ma le donne che lavorano ai muri sembrano lavorare più efficientemente di noi uomini. E quindi siamo stati estremamente felici di avere questo new entry. Nella nostra presentazione cercheremo di fare sostanzialmente diciamo delineare la storia della funzionalità dei muri, del perché vengono fatti questi muri, qual è la ragione per cui vengono costruiti, in che modo verranno costruiti verrà spiegato alla fine. Quindi culturale, ma anche proprio alle radici, no? Perché è vero che noi coltiviamo mille terrazze a olivetti, le 2 cose vanno congiunte, ma se non avevamo chi queste terrazze le faceva, al momento non coltivavamo neanche più gli oliveti. Introdotto una categoria nuova, diciamo. Voi sapete il regolamento com'è, che è previsto che chi entra nei primi 3 classificati l'anno precedente non può entrare, non può essere nei primi 3 l'anno successivo. Questo però non impedisce all'associazione di far distinguere, di dare giusto una menzione speciale alle persone che comunque continuano e che non lo fanno per il premietto o per il riconoscimento. Quindi quest'anno abbiamo su suggerimento della nostra commissione daremo 2 menzioni speciali per il proseguo di come tengono il loro oliveto, di come tengono il territorio a loro affidato, eccetera. E le 2 menzioni, dico io, le 2 menzioni speciali sono Elena Bocceto, che l'anno scorso aveva vinto, era entrata nei primi 3, però l'oliveto è sempre perfetto, non grazie al marito, premiato dall'anno scorso, anzi è chi ha vinto il primo premio l'anno scorso, e quest'anno è perché non solo continua a mantenere il suo territorio con grande attaccamento, e non essendo, se lo posso dire, essendo un forestro, questo ci fa doppiamente piacere. Lo dico perché anch'io tutto sommato sono continuate voi. Il primo classificato risulta Gino Crometto. Un pensiero. Ah no, c'è nel senso e Andrea. Qualcuno di...